Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere alla mia amicizia riguardo alle genese. Avevo già fatto una pillola tempo fa, ma chiaramente c'è sempre qualcuno che grida nel deserto. Il Marietto è uno di quelli. Quindi se tu mi stai guardando per la prima volta nel video, ricordati che il Marietto ha già fatto 1350 pillole in un anno e qualche mese. Qualcosa ha fatto il Marietto. Comunque, se è la prima volta che vedi questo video, fatti un regalo, iscriviti, che c'è solo da guadagnare. Bene, a parte questa battuta, un super like però ci vuole per tirare sul morale e adesso parliamo dei nostri gruppi social di Hildegard Marietto Veneziano. Iscriviti anche nel canale di Hildegard, che è sempre su Tubo, ha più di 3000 iscritti. E poi vi ricordo che abbiamo dei gruppi dove siamo anche amministratori, uno di quello di Paola Cherilli e due di Legarda e Marietto Veneziano, in cui lo stiamo rilanciando un attimino. In più vi ricordo che abbiamo il sito capitano.arterviste.org, i link sono sotto qui in descrizione. Mi raccomando, anche vai a scaricare questi benedetti 20 ebook dove ci sono dentro tutte le istruzioni per poter utilizzare questi circuiti radionici quadranti radiostesici a costo zero, cioè Marietto non ti chiede niente. Nel sito Capitano chiaramente c'è anche una zona shop a pagamento per servizi professionali. Il Marietto ha dato la possibilità a più di 150.000 persone di scaricarli, più o meno saranno 60.000 quelle persone, no? Tira e molla, però ne hanno scaricati tanti e in totale sono più di 150.000. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il Marietto ha sparso per l'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici dal 2015, senza contare quelli che si ricopiano, si ripassano, quelli che le usano nelle varie scuole, ma questo fa parte del gioco. Bene, una mia cara amicizia mi chiede cosa ne penso delle genesi. E Marietto quindi non ha voluto mai esporsi perché quando lo spiegavo nel 2012 di qua e di là il Marietto è solito, no? Allora, molto semplicemente il concetto è semplicissimo. Le genesi sono delle macchine, chiamiamole poi come volete, degli strumenti, dei mezzi che hanno una determinata frequenza. mm? Tutto è una frequenza. Una persona può nascere con 4.500 bovis di frequenza e molto probabilmente ha qualche patologia in corso o molto probabilmente quella persona ha un'anima giovane e deve farsi esperienza, quindi molto materialista, magari qualche bugia di troppo. Però diciamo che sotto i 6.500 bovis uno dovrebbe incominciarsi a preoccupare. Sopra i 6.500 bovis, dai 6.500 bovis agli 8.500-9.000, insomma le persone sono nella normalità, già 9.000 sono persone insomma, con una certa tipologia di anima. Chiaramente poi non è detto che se uno nasce a 9.000 può sempre stare su a 9.000, può fare così, corruzione, cioè Giuda ha baciato Gesù, no? Eppure era in giro col migliore. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti hanno una frequenza e voi sapete benissimo che se mettiamo qualcosa di basso vicino a qualcosa di alto, chiaramente c'è una frizione. Allora, le genesi vibrano, almeno quello che ho testato io, dai 13.000 come minimo a 18.000. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi mettete qualsiasi testimone dentro una genesa, no? Se un circuito radionico basta un mese, che chiaramente sono quasi neutri, perché ad esempio quelli del Marietto Veneziano hanno sempre sul disimpregnatore e l'OM, no? Due vibrazioni potentissime, uno per disimpregnare delle energie negative e uno per dare sostanza al circuito radionico, ma anche al quadrante radiostatico. Allora, noi mettiamo un testimone dentro uno strumento che vibra a 3.000 come minimo, perché io ne ho sentite, provate anche genesi da 18.000 e anche di più. Voi mettete un corpo di qualsiasi natura dentro una genesa di 13.500 bovi. Se voi provate ad alzare a una persona, no? Se voi provate, e lo ripeto, se voi provate ad alzare una persona di 1.500 bovis, questa persona, se lo sapete fare chiaramente, non come quelli che gridano sui social, alziamo le vibrazioni, quinta dimensione, settima dimensione, sembra di prendere l'ascensore al supermercato. Ma se voi alzate o mettete dentro una persona
dentro uno strumento del genere che continua a farla andare in burnout, cioè capite che è come mettere vicino una persona di 12.000, di 9.000 bovis con una persona di 6.500 bovis. Se c'è uno scatto superiore a 1.500 bovis, sicuramente ci sono degli squilibri importanti a livello energetico caratteriali, chiamatelo poi come volete. Quindi cosa pensa il Marietto? Marietto non pensa niente perché sennò avrei una levata di scudi, però se volete evitare di andare in burnout, magari la genesa magari sarebbe meglio usarla 2 o 3 ore. Ultimamente sul web, no, stanno sorgendo queste situazioni in cui si usa la genesa dentro testimoni come se fossero con avvicinamenti, guarigioni. Cioè, capite anche voi che se mettete qualcosa per tanto tempo in uno strumento vibrazionale che sicuramente ha delle qualità, non lo metto in dubbio questo, però capite anche voi che dopo un po' il corpo eterico di quella persona che è messa dentro lì va in burnout. Quindi questo che cosa vuol dire? Vi lo spiego in un altro modo. Nella vita una persona per salire da 6.500 a 6.600 ci mette una vita, 30, 40, 50, 80 anni, a dipendenza. Allora voi mettete un testimone di una persona dentro una macchina che magari ha 13.000 bovis e questa persona giù è a 7.000. Capite cosa succede? Succede che il danno non lo vedete subito, perché il corpo eterico adagio si sta gonfiando di energia e poi a un certo punto il riflesso lo si vede dopo, magari anche dopo qualche anno. Infatti io ho delle amicizie che nel 2012 io una razza con la cinese, io gli spiegavo le stesse cose. Un pochino, fa bene tutto. Un bicchiere d'acqua al giorno, anche 1,5 litri, fa bene. Ma se noi ne beviamo un oceano, forse qualcosa succede. È lo stesso discorso della genesi. Un pochino va bene. Io non sono contro questo strumento, solo che direi che uomo avvisato, mezzo salvato. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato. Alla prossima, ciao.